è soffocata. Sarebbe emerso questo dall'esame autoptico su Margherita Ceschin, la 72enne trovata morta in casa sabato sera in zona stazione a Conegliano. I carabinieri indagano senza sosta per omicidio. È morto questa mattina al Cafoncello di Treviso il 31enne di Follina che alla guida della sua Vespa si è scontrato contro un'auto ieri sera a Cison di Valmarino. Le condizioni di Matteo De Luca si sono aggravate nella notte. Operazione dei carabinieri di Padova, sgominata una banda che compiva furti in casa e nei negozi. 5 arresti tra Padova e Verona, restituite 14 auto rubate. 249 anni di storia per la Guardia di Finanza. Oggi in occasione della cerimonia al Sant'Artemio il Comando Provinciale di Treviso ha diffuso i dati del lavoro svolto e boom di truffe per i bonus edilizi. Le dimissioni di Stefano Marcon da sindaco di Castelfranco: sono stufo dei ricatti, dice ai nostri microfoni, chiedendo un confronto diretto con i consiglieri dissidenti. Facciamolo su Antenna 3, la provocazione. Giorni di smarrimento anche al Sant'Artemio, sede della provincia di Treviso. Stefano ripensa, ci dicono i consiglieri, le interisca il commissariamento. Via gli esami orali per migliaia di studenti trevigiani tra ansia, caldo e speranze. Davanti alla commissione siete sicuri di voi e convincenti il consiglio di chi l'esame lo ha già fatto. Previsto per metà luglio il primo Pride a Belluno città, ma la politica si divide sul sostegno da parte della Commissione Pari Opportunità all'iniziativa. Ben ritrovati, buonasera. TG Treviso, partiamo dal sondaggio di Ring di questa sera. Ring che torna in prima serata in apertura ai temi della politica con il congresso della Lega. Il quesito che vi pone il sondaggio questa sera è questo: congresso Lega, ora rischio scissione? Diteci la vostra come sempre utilizzando i contatti che vedete in sovraimpressione. Una telefonata per il sì allo 0422 16 26 691, una telefonata per il no con lo 0422 16 26 690. E in apertura andiamo al giallo di Conegliano. Margherita Ceschin, è omicidio, la donna colpita e soffocata, le indagini serrate dei carabinieri. Colpita alla testa e forse soffocata coprendole in naso e bocca. Sarebbe emerso questo dall'esame autoptico su Margherita Ceschin. La 72enne, insomma, sarebbe stata uccisa, forse mentre stava dormendo sul divano. Ed è lì che è stata trovata ancora in pigiama. Il suo cuore ha cessato di battere tra venerdì e sabato. La grondaia staccata, storta, come se qualcuno si fosse aiutato per arrampicarsi e raggiungere il terrazzo. Se qualcuno è salito da là, adesso non si sa comunque. Adesso stanno facendo le indagini, quindi... Certo che fa pensare una cosa del genere. Fa pensare più che altro per la criminalità che c'è qua a Conegliano. Paura un po'. Sì, indubbiamente sì. La camera sottosopra, i cassetti aperti, il materasso capovolto ed il portafoglio della vittima sparito. Un ladro avrebbe fatto irruzione nella casa della 72enne. Forse Margherita lo ha sorpreso e sarebbe stata colpita. I carabinieri stanno indagando. L'appartamento in via 28 aprile è sotto sequestro. Questo signore abita qualche piano sopra. La sera guardo la televisione in una stanza parecchio al di là, quindi non mi sono neanche accorto di cosa succedeva. Andando a letto ho sentito parlare sotto, ma c'erano già carabinieri, eccetera, quindi ormai era già successo quel che doveva succedere da parecchio, insomma. Margherita abitava da sola in questa casa. Venerdì aveva incontrato le amiche, poi era rientrata con la promessa di vedersi per una pizza il sabato sera, ma quell'appuntamento la 72enne non è mai arrivata. Ed è questo che ha fatto scattare l'allarme. Non vedendola, le amiche hanno provato a contattarla più volte. Poi si sono preoccupate, si sono rivolte ai familiari e ad un vicino che attraverso una scala è entrato nell'appartamento. Margherita era già morta. Nessuno avrebbe mai pensato ad un epilogo così drammatico. Le indagini serrate dei carabinieri alla ricerca del killer, sotto shock i residenti della palazzina che parlano della 72enne come una donna solare e tranquilla. Una persona tranquilla, sì, per carità. La vedevo sempre fuori qua nel terrazzo. Purtroppo è andata così. Era una signora simpatica, più o meno, no, anzi più giovane, abbastanza più giovane di me, ecco, comunque sì e no, però la salutavo e basta, insomma. L'incidente ieri sera a Cison di Valmorino non ce l'ha fatta. Matteo De Luca, il 31enne di Follina, che appunto ieri in sella alla sua Vespa si è scontrato contro un'auto che proveniva dal senso opposto.
A terra i segni dell'impatto devastante, uno schianto che non ha lasciato scampo al 31enne Matteo De Luca, portato con l'elicottero del Suome 118 all'ospedale di Treviso. Nella notte il suo cuore ha cessato di battere. Troppo gravi le lesioni riportate. L'ennesima tragedia della strada che è avvenuta nella frazione di Solera, Cison di Valmarino, nei pressi di questa osteria. La Vespa condotta da Matteo stava transitando lungo via Re di Puglia quando, per cause ancora da accertare, ha urtato violentemente una vettura condotta da una donna che proveniva dal senso opposto. Da una prima ricostruzione sembra che l'auto abbia svoltato a sinistra verso il parcheggio del locale, colpendola a due ruote. Il giovane è stato sbalzato finendo sull'asfalto. Le sue condizioni sono risultate subito gravissime. Questa mattina la notizia della sua morte ha girato in paese, a Follina, dove il 31enne era molto conosciuto. Figlio del marito dell'assessore Paola Carniello, con deleghe alle politiche sociali e giovanili, allo sport e all'associazionismo, Matteo amava viaggiare con la sua Vespa, ma era appassionato anche di montagna e arrampicata. Pochi giorni fa era stato eletto tra i consiglieri del comitato Festeggiamenti Farrò, dove si era subito distinto per entusiasmo e idee per valorizzare il territorio. Alcuni amici, saputa la notizia, hanno raggiunto il luogo della tragedia. Era una persona solare e disponibile, ci raccontano guardando i segni sull'asfalto. Una perdita che lascia senza parole. 249 anni di storia per la Guardia di Finanza. Oggi in occasione della cerimonia al Sant'Artemio, il Comando Provinciale di Treviso ha diffuso i dati del lavoro svolto che tracciano un quadro preoccupante per gli illeciti finanziari nella Marca. Dal punto di vista investigativo, la circostanza che in questa provincia si siano insediati dei veri e propri hub, dei centri di servizi illeciti gestiti da professionisti che definire borderline è poco, dei professionisti sicuramente opachi che si sono prestati ad agevolare queste frodi commesse da parte di soggetti non solo del Trevigiano ma anche del resto della regione del Veneto e addirittura fuori da questa regione. Uno sforzo investigativo senza precedenti, quello che ha permesso alla Guardia di Finanza di Treviso di intercettare ben 270 milioni di euro in crediti d'imposta fittizi, 124 dei quali già sequestrati. Una vera e propria guerra contro le truffe del Superbonus 110 che nella Marca sono diventate un fenomeno consolidato, tanto da generare in diversi casi un problema sociale, con persone letteralmente sfrattate dalle proprie case, rese inagibili da lavori iniziati e mai finiti. Dal punto di vista umano anche dispiacere è la situazione di tantissime persone che intendevano avvalersi del super bonus 110% per ristrutturare casa, però sono stati vittime di frodi, quindi si sono trovati con dei lavori avviati ma mai eseguiti. Un lavoro importante che va ad aggiungersi a quello tuttora in corso di monitoraggio delle opere in appalto nella Marca, dove il PNRR verserà 400 milioni di euro. Adesso viene la parte più importante, che sarà quella di lavorare insieme in stretta collaborazione con i comuni per scongiurare ogni rischio di cattivo impiego o malversazione di questi fondi. Le frodi scoperte ai danni delle risorse dell'Unione Europea ammontano ad oltre 4 milioni e mezzo di euro, 27 milioni quelle relative ai finanziamenti nazionali, spesa previdenziale e assistenziale, 80 i controlli mirati in materia di reddito di cittadinanza. Nel bilancio del comando, che proietta il corpo verso il prossimo importante anniversario, i 250 anni della fondazione, anche il lavoro per scovare i grandi evasori, 272 quelli stanati dall'inizio del 2022. Le truffe finanziarie legate al mercato delle criptovalute, i reati fallimentari, 277 le persone denunciate. Occhi sempre puntati sulle aziende cinesi del settore manifatturiero, capaci di eludere i controlli e bypassare le norme vigenti con il meccanismo delle società apri e chiudi. In materia di riciclaggio, la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 10 milioni di euro, oltre 390 le segnalazioni di operazioni sospette, questo solo nella Marca trevigiana. Operazione dei Carabinieri di Piove di Sacco, sgominato una banda di predoni che hanno razziato negozi e case in tutto il Veneto.
L'auto sfonda la porta del negozio, poi l'azione fulminea ripresa dalla telecamera. I ladri entrano e fanno razzia. Quando non utilizzavano le auto come arieti, sfondavano le vetrine a colpi di martello o tagliavano le saracinesche ed entravano dai pertugi. 17 furti in attività commerciale, 9 furti di auto, 4 assalti a supermercati. In 3 mesi la banda di predoni, sgominata dai carabinieri di Piove di Sacco, ha compiuto colpi in tutto il Veneto, da Padova a Verona, da Venezia a Treviso, passando per Vicenza. Si sono spinti anche in provincia di Pordenone. In carcere un 40enne moldavo ritenuto essere il capo della banda e un 25enne romeno. Obbligo di dimora per un complice moldavo e per 2 donne sempre moldave che facevano la guardia al covo della banda trovata a Sant'Angelo di Piove nel Padovano. L'indagine è partita dopo il furto di 3 veicoli in una concessionaria di Cittadella e in una ditta di Casale sul Sile. I carabinieri hanno ricostruito i movimenti della banda grazie al monitoraggio delle targhe delle auto rubate. L'indagine parte dal monitoraggio di alcune vetture rubate che ci risultavano apparire sui lettori targhe e che venivano sempre anticipate o precedute da delle macchine pulite che venivano usate appunto in esito ai furti d'appoggio. Da ottobre a dicembre 2022 i furti si sono susseguiti. Obiettivi preferiti: stazioni di servizio, tabaccherie e supermercati, come il colpo in un alimentare di Fiesto d'Artico dove hanno sradicato la cassa automatica. La banda si spostava anche fuori regione. Per 2 volte in provincia di Arezzo ed in provincia di Verona. Una volta hanno abbandonato la macchina in autostrada scappando a piedi tra le corsie e in una successiva occasione hanno abbattuto la barriera autostradale, finendo poi la corsa gettandosi nelle acque del fiume Mincio. Il 40enne moldavo è stato fermato ad Asti. Il covo, individuato a Sant'Angelo di Piove, era presidiato da 2 donne che avevano il compito di smerciare l'area furtiva. I carabinieri all'interno hanno recuperato oltre 10.000 pacchetti di sigarette, migliaia di gratta e vinci e merce rubata per 150.000 euro. Recuperate e restituite ai legittimi proprietari anche 14 auto. Sono stati rintracciati 2 malintenzionati che il 16 maggio scorso hanno sfilato dalla borsa di una 65enne di Vedelago, approfittando di un momento di distrazione mentre faceva la spesa, portafoglio e carta di credito con cui hanno eseguito un prelievo di qualche centinaio di euro. Si tratta di un 28enne e un 32enne di origini rumene. I carabinieri, grazie ai video delle telecamere di sicurezza, sono riusciti ad individuare la vettura utilizzata dagli indagati e risalire così alla loro identità. I 2 sono stati denunciati per furto aggravato, indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Ancora cronaca, ubriachi, urina fuori dal locale, caos fino all'alba, 30 giorni di chiusura anticipata per il Demas Bar. Siamo nel quartiere di San Liberale. Questo è quanto contenuto nell'ordinanza firmata oggi dal sindaco di Treviso Mario Conte, che ha accolto una serie di segnalazioni arrivate in queste settimane a carico del titolare, che hanno raggiunto il culmine nella notte tra sabato e domenica, quando i residenti sono stati costretti ad allertare la polizia locale a causa degli schiamazzi e dei comportamenti molesti che hanno disturbato la quiete notturna fino all'alba. Secondo l'ordinanza il bar dovrà chiudere alle 18 a partire da oggi e per 30 giorni consecutivi, misura che punta a prevenire le azioni di disturbo in civiltà come quelle riscontrate. Siamo alla politica, torniamo a Castelfranco con le dimissioni del sindaco e presidente della provincia Stefano Marcon. Dopo i giorni di silenzio, Marcon lancia il guanto di sfida ai 3 consiglieri, sfida pronta proprio da riprendere davanti alle telecamere. Sindaco presidente Marcon, intanto si immaginava che la sua decisione muovesse così tanto la politica trevigiana e veneta? No, sinceramente no. Beh, so, vuol dire che è importante. Guardi, l'unica cosa che mi sento di dire è che mi rendo disponibile ad un confronto davanti alle telecamere con i consiglieri Pasqualotto, Gatto e Catapan, dove ognuno spiega le proprie ragioni e conseguentemente se ne assume poi le responsabilità. Attacca direttamente 3 dei suoi consiglieri il sindaco dimissionario Stefano Marcon e lo fa dagli uffici della sua azienda di trasporto, dove è tornato a lavorare a tempo pieno. Un attacco frontale, ma anche un modo per dire che l'elezione di Alberto Stefani alla segreteria della Liga non c'entra nulla con le sue dimissioni. Anzi, sottolinea, un minuto prima dell'apertura delle urne aveva mandato la lettera di dimissioni, oltre che al prefetto, anche ai 2 sfidanti di Padova, proprio per non vedersi etichettata politicamente, una scelta dettata dall'esasperazione in comune a Castelfranco. Io penso che nel momento in cui si è sotto ricatto la peggior cosa che si possa fare è cedervi. A mio modo di vedere sono meccanismi
della Prima Repubblica e della peggior parte della Prima Repubblica, dove magari, non so, una questione non andava bene, piuttosto di tenere il numero legale si va a fare pipì, oppure è morta la nonna, c'è un raffreddore, le questioni da Prima Repubblica non mi appartengono. Certo, ammette Marcon, si può non condividere la scelta di Zaia di avallare un centro di cambio sesso regionale quando i casi ne richiederebbero al massimo uno per tutta Italia, così come le mezze aperture alla maternità surrogata. Ma qui il problema è solo e solamente interno alla maggioranza di Castelfranco. Cosa dice Fratelli d'Italia che dicono che la sua decisione è dai responsabili? Dico che proprio per una questione di responsabilità che dobbiamo affrontare questo problema, perché i cittadini abbiano le risposte che si attendono. Insomma, per Marcon la misura è colma, o come si dice in questi casi, il dado è tratto, o quasi. Ci sono 18 giorni di tempo ancora, perché ormai un paio se ne sono già andati. Pensi di poter tornare indietro? Vediamo se accettano di confrontarsi pubblicamente. Mi piacerebbe tantissimo e credo sarebbe un'opportunità anche a loro, un'opportunità di chiarezza e di trasparenza nei confronti dei cittadini, e ci confrontiamo sui temi amministrativi. Quindi vi aspetto presso i vostri studi, Lucio. Partito il tentativo di mediazione intanto per far rientrare le dimissioni di Marconi in provincia. Se dovessero essere confermate, l'elezione del nuovo presidente si dovrebbe tenere ad ottobre e non sarebbe aperta a tutti i primi cittadini. Vediamo perché. Sono un po' preoccupata perché è stata una notizia così caduta dall'alto, improvvisa, però insomma ho sentito il presidente questa mattina e sono in stretto contatto con lui, quindi spero che possa anche ritornare in provincia, insomma che ritorni sui suoi passi, ecco. C'è smarrimento in provincia, dove la notizia delle dimissioni del presidente Marcon è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Rimane alta la speranza di un passo indietro del primo cittadino di Castelfranco per scongiurare il periodo transitorio in cui la governance sarà affidata proprio a Bertelle fino alle elezioni, che dovranno essere svolte entro 90 giorni dalla decadenza. Ad ottobre, dunque, quando la riforma per il superamento della legge del Rio non sarà ancora stata approvata. Elezioni a cui potranno candidarsi, tra l'altro, non tutti i primi cittadini. A ottobre si potrà votare solo per il presidente e secondo la legge in carica si possono candidare i sindaci che hanno un mandato residuo di almeno 18 mesi. Quindi significa che i numerosi sindaci che sono in scadenza l'anno prossimo, perché c'è una tornata elettorale amministrativa importante per i comuni della provincia, sono più di 50, questi non possono candidarsi. Sul fronte interno a scongiurare la conferma di queste dimissioni anche l'assessore Gianfranco Giovine, in quota Forza Italia. Ritengo che possa essere stata un'azione magari dimostrativa e lo spero soprattutto per la città, per il ruolo che abbiamo noi nei confronti della città, per i progetti che abbiamo in cantiere. Una città come Castelfranco non merita di essere abbandonata ad un commissario. Forza Italia conferma, Giovine lo ribadisce, il sostegno a Marcon, ma la mediazione sembra sempre più difficile. Non sarà facile, serve anche per mettere la responsabilità su chi è attore principale di questa situazione, ed non sarà facile reale però. Le reazioni dei cittadini di Castelfranco sulle dimissioni di Stefano Marcon, le ascoltiamo. Non posso dire niente, l'ho sentita ieri sera alla sagra di San Giovanni, questa notizia. Girava a voce. Sì, le prime voci. Mi dispiace perché Marcon, io siccome sono disabile, di conseguenza comporta che aiuta e piace i disabili, io sono messo abbastanza male. Mi dispiace veramente che si dimetta di Marcon. Perché lei dice è una persona che aiuta, molto attenta alle questioni della disabilità. Disabilità, devo bene la persona che ha problemi. Non sapevo neanche che si aveva dimesso, ho sentito un attimo ieri sera, do parole e basta, non so altro niente. Non so le cause, non so i motivi, per cui non so dirle. Che opinione aveva di Marcon? Buona, decisamente buona. Forse era un po' nell'aria perché un po' di malcontento c'era, però sì, è stata molto inaspettata. E a questo punto Castelfranco può permettersi di rimanere senza sindaco? Diciamo che probabilmente non è neanche stato molto presente negli ultimi tempi, cioè non si è sentita molto la sua presenza.
Al via questa mattina i primi colloqui orali. Siamo agli esami di maturità, non per tutti gli istituti, che inizieranno tra domani e mercoledì. Abbiamo incontrato i primi maturandi all'uscita dall'esame. Notte prima degli esami, notte di Ma stanotte hai dormito? Mi sono preparato bene, sono riuscito a dormire più ore dei giorni scorsi. Come sono cambiati i tempi dalla notte in bianco prima dell'esame orale? I ragazzi della maturità 2023 sono, o almeno fanno credere di essere, perfettamente padroni della situazione, o meglio, della commissione. La commissione mi ha accolto a braccia aperte, è stata molto amichevole, molti professori li conoscevo, a parte i commissari esterni, ma erano sembrati disposti ad aiutarmi nell'esposizione. Lorenzo è stato l'ultimo dei primi esaminati al Planck di Lancenigo, perché non tutti gli istituti hanno iniziato oggi i colloqui e chi li ha iniziati è perché le classi sono poco numerose. E se un tempo si andava per materie, oggi si parte da un'immagine o da una frase per toccare tutte le competenze. Nel caso, visto che Lorenzo è un informatico, lo spunto è stato George Orwell e suo grande fratello del 1984. Da lì poi ho collegato tutte le materie, ho partito con inglese. Stesso copione al liceo Nightingale di Castelfranco, dove chi ha fatto la maturità l'anno scorso ha fatto da sostegno ai maturandi di oggi, anche se all'apparenza pare proprio non ce ne fosse bisogno. Sono soddisfatta, molto bene, sì. Ma è difficile? No, i professori mi hanno messo a mio agio e è stato non semplice, però insomma me la sono cavata. Ecco, quali sono stati gli argomenti? A me hanno dato un'immagine con una roccia e un lago e mi sono subito collegata a tedesco in quanto avevamo fatto Lorelei, che è una sirena che vive appunto in questo lago, e poi ho fatto i vari collegamenti con il tema della natura. Sicuri e pronti ad affrontare la vita, come Vittoria già proiettata dall'altra parte del mondo. Vado a fare l'anno in America, vado a fare la ragazza alla pari e quando torno, quindi il prossimo anno, prenderò la strada dell'università e penso di andare a fare comunicazione pubblica ed impresa. E visto che loro sono stati i primi, c'è anche il consiglio per chi il colloquio lo affronterà domani. Vi consiglio di studiare ora e cercare di studiare come per un'interrogazione, come un'esposizione, quindi cercare di tirare fuori più argomenti possibili, collegando più materie possibili. Sapendo che, come diceva Edoardo De Filippo, gli esami in fondo non finiscono mai. Siamo a Zero Bra ancora con l'apertura serale straordinaria dell'anagrafe per rinnovare la propria carta d'identità senza bisogno di un appuntamento. In aggiunta a questo però abbiamo introdotto queste aperture straordinarie che di solito sono nei mesi di giugno e di luglio in orario serale per permettere, quindi dalle 17 fino alle 22, per permettere magari a chi lavora, a chi non ha tempo, a chi non ha neanche voglia, mi viene da dire, di mettersi là a prenotarsi la carta d'identità, di venire liberamente lì, fa la carta d'identità e poi una settimana, come è da prassi, gli arriva a casa spedita direttamente dal Ministero. Terzo anno consecutivo di aperture serali dell'ufficio anagrafe, dal 29 giugno dalle ore 17 alle ore 21. Ma le novità nel comune di Zero Branco non finiscono qui, perché a ridosso dell'ingresso del municipio è stata installata una nuova cabina automatica per il servizio fototessere, attiva 24 ore su 24, che permette di velocizzare il lavoro di acquisizione delle foto da parte dei dipendenti dell'anagrafe per le carte d'identità elettroniche. Con questo sistema andiamo anche a velocizzare i tempi, perché prima bisognava prendere la foto, scannerizzarla, verificare che fosse corretta, un po' risistemarla e posizionarla nel documento, nel sito del documento online che usano i nostri impiegati per fare la carta d'identità. In questo modo la presa in automatico consente di ridurre anche queste tempistiche. Ma a breve andremo ad aggiungere a questi due servizi, quindi alle aperture serali straordinarie e alla macchinetta fotografica, anche la possibilità di stampare i propri certificati, quindi lo stato famiglia, lo stato di residenza, tutti in automatico H24 attraverso un totem che verrà posizionato a breve all'esterno del municipio. Siamo a Vittorio Veneto con un evento per promuovere la guida sicura tra i ragazzi in sella ai go-kart per educare alla responsabilità. Vogliamo educarli perché
non è che possiamo fare tante cose, ma anche se riusciamo a salvare una vita di un ragazzo è già un risultato. Una giornata dedicata alla guida sicura nel circuito denominato Pista Guida Sicura, di solito utilizzato dagli appassionati di guida su go-kart del territorio. Questa volta la pista è diventata un luogo per promuovere consapevolezza e responsabilità tra i ragazzi. Un evento che, visto i tanti incidenti, è quanto mai urgente. Pensare di riuscire a bloccare queste stragi soltanto con la repressione non si ottiene niente, quindi il nostro scopo è di invitarli in queste occasioni dove fanno delle pratiche motoristiche in posti sicuri, attrezzati come si deve, e gli si spiega prima anche che in pista come per strada ci vuole rispetto delle regole, ma anche di chi corre con te. Non solo ragazzi a partecipare, ma anche tanti bambini e anziani. Dai 5 ai 79 anni, l'evento di promozione all'educazione stradale ha riscosso un grandissimo successo. L'obiettivo, fermare le morti sulle strade. Siamo stanchi di vedere lenzuoli bianchi sulle strade con macchie di sangue o genitori che dormono su cuscini che non ti danno riposo. Accadono sortilegi e sogni ai ragazzini, è il titolo di 100 Orizzonti 2023. Torna dal 1° luglio il progetto culturale che mira a valorizzare pianure e colline del territorio attraverso spettacoli dal vivo. Sortilegi e sogni ragazzini, ovvero grandi sorprese con il teatro, la musica, il canto e la poesia, ma anche sguardi sul futuro, sguardi da parte delle giovani generazioni. Teatro, musica, canto e poesia sono le arti che guideranno la rassegna di 100 Orizzonti 2023. Si inizierà il 1° luglio ad Asolo con lo spettacolo di Sonia Bergamasco, il diario di Sonia, appunti lunari e canzoni terrestri. Si proseguirà poi fino al 28 settembre. 13 gli appuntamenti, 11 i comuni partecipanti. Rete di comuni che insieme programma eventi di teatro nei luoghi del nostro territorio alla riscoperta di luoghi importanti, interessanti, questo connubio di teatro per avvicinarci alla conoscenza e alla cura quindi anche del nostro territorio. La Regione sostiene attraverso appunto gli accordi di programma questo tipo di iniziative perché rappresentano un buon modo di fare sinergia, di fare rete, di fare squadra sul territorio e che ha la possibilità di portare anche nelle piccole comunità eventi culturali di altissima qualità. Pomeriggio di codi alpini, quello di sabato scorso nella chiesa di San Francesco. Siamo a Treviso, un'esibizione organizzata per raccogliere fondi in favore della comunità di Conselice, forse la comunità simbolo dell'alluvione in Romagna. Da Udine siamo partiti, da Bari siamo passati, Durazzo siamo scesi, in Grecia destinati, ci tocca di partire. L'Ottetto, il coro Anna di Preganziolo e la famiglia alpina di Breda insieme per Conselice. Questo è lo scopo dell'esibizione di sabato pomeriggio nella chiesa di San Francesco a Treviso. Oltre 1 ora e mezza di canzoni, simbolo delle penne nere, davanti ad un folto pubblico trevigiano, ma anche ad una rappresentanza della comunità romagnola, diventata simbolo della devastazione causata dall'alluvione di poco più di un mese fa. 23 i fiumi che hanno rotto gli argini o sono esondati, con conseguenze devastanti per la popolazione ancora oggi alle prese con un lento recupero dal fango che nel frattempo si è solidificato. Com'è la situazione lì a Conselice? Adesso si è abbastanza normalizzata, diciamo, non c'è più l'acqua, non c'è quasi più niente di fango, soprattutto hanno tolto quelle cataste esagerate di tutto, che adesso possiamo vedere anche l'Appennino, che prima non si vedeva niente. Quanto lavoro c'è? Quanto lavoro c'è stato in questa settimana? Allora, lavoro, però bisogna dire che sono venuti i volontari, è stata una cosa meravigliosa. Sono arrivati tantissimi aiuti da tutta Italia, adesso serve ricostruire, quindi dopo aver pulito serve comunque riempire di nuovo le case che sono state danneggiate, quindi tutti i mobili, i beni delle persone sono stati buttati e serve recuperare le case, i muri, deumidificare, risanare e quindi forse le serate come queste in cui magari arriva anche un contributo economico
economico non fa male, anche perché poi tramite i servizi sociali verranno dati a chi ne avrà bisogno. Soddisfazione da parte degli alpini di Treviso per l'abbraccio della città a Conselice. È andata molto bene, la soddisfazione è stata che abbiamo avuto come ospiti il gruppo di Conselice, l'incasso è stato di 3.600 euro e direi non male. E oltretutto dobbiamo anche ringraziare tantissimo i frati che ci hanno ospitati. Siamo alle notizie di Belluno. A Belluno è il Pride a far scoppiare la polemica dopo che la Commissione Pari Opportunità ha reso noto che non aderirà alla manifestazione che avrà luogo il prossimo 15 di luglio. La Commissione Pari Opportunità del Comune di Belluno non aderirà alla manifestazione Belluno Pride in programma il prossimo 15 luglio. Ad annunciarlo la Presidente della Commissione, Maria Teresa Cassol, che si dice rammaricata per l'esito della votazione che ha visto dividersi in due fazioni contrapposte i membri nominati dalla minoranza in Consiglio Comunale, favorevoli al supporto in toto della manifestazione, e quelli della maggioranza, che hanno invece votato contro. Al primo punto degli obiettivi della nostra Commissione è proprio quello di lavorare contro ogni disuguaglianza, insomma, per la parità di tutte le persone. Mi dispiace che questa decisione crei una polemica su un evento il più inclusivo e il meno divisivo possibile. Non si fa attendere la risposta della controparte, in particolare dal membro di commissione delegato dal sindaco e assessore alle pari opportunità Simonetta Boutignon, che accusa Cassol di aver riportato una versione solo parziale dei fatti, sostenendo l'appoggio del comune alla manifestazione e che le ragioni della contrarietà hanno da ricercarsi nel manifesto dell'evento. Belluno non ha aderito al Pride, falso. Oggetto della discussione della Commissione Pari Opportunità era aderire o meno al manifesto. Certamente il manifesto ha numerosi punti condivisibili, qualcuno che sappiamo sono oggetto di dibattito anche nazionale, sono punti sui quali manca la legislazione, ma non deve essere quello il motivo di divisione, no? Viene chiesto di aderire allo spirito di questa iniziativa. Sono state fatte nel manifesto molte richieste, il Comune è in grado di supportarle o no? Apriamo un tavolo e discutiamone seriamente, non prendiamo a scatola chiusa tutto quello che c'è scritto e poi magari non siamo in grado di fornire le risposte adeguate. Per Cassol, tuttavia, il Pride è per sua natura un evento simbolo delle pari opportunità e il no di una commissione che nella promozione della parità dei diritti ha il suo obiettivo primo sfocia quasi nel paradossale. La questione sembra dunque ridursi alla scelta o meno di aderire in toto all'evento e al manifesto che ne rappresenta le richieste, anche se alcune di queste siano potenzialmente non condivisibili o comunque da approfondire in separata sede. Una questione che ha assunto i connotati di una battaglia politica e che probabilmente non terminerà qui, fermo restando che il Pride si farà. Nel primo pomeriggio di ieri l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è intervenuto in Val del Grisol per un escursionista di Oderzo rimasto incrodato su una ripida parete rocciosa. L'uomo è stato recuperato dall'elicottero e trasportato a valle, mentre l'eliambulanza di Treviso Emergenza ha soccorso 2 giovani escursionisti di Bolzano dopo la ferrata Berti sulla Schiara, fermatesi a causa di una scarica di sassi dalla quale non sono uscite fortunatamente illese. In serata Pian del Falzarego, il soccorso alpino di Livinallongo è intervenuto per un 27enne di Caldaro che è scivolato da un tratto di secondo grado sbattendo il volto. Dopo un primo soccorso via terra, l'uomo è stato recuperato dall'elicottero di Pieve di Cadore, che poco dopo ha dovuto recarsi sul nuvolo di Cimavezzana, sulle Pale di San Martino, per imbarcare altri 2 escursionisti olandesi rimasti bloccati sulla cresta della montagna. Intanto prosegue il dibattito in merito alla collocazione e destinazione del villaggio olimpico per Milano Cortina 2026. L'appello questa volta arriva dalla presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorena Berton, che invita gli enti decisori all'ascolto rispetto alle richieste del territorio, con particolare riferimento alla proposta di accomodare gli atleti all'ex villaggio Eni di Borca di Cadore. Un'opzione quest'ultima fortemente supportata da Confindustria, che chiede sia fatta chiarezza sulle motivazioni che hanno portato alla scelta di collocare a Fiammes il villaggio olimpico, che contrariamente all'ex villaggio Eni non lascerebbe alcuna eredità ad un territorio dolomitico segnato da un disperato bisogno di infrastrutture. Ed ora andiamo sulla Marmolada, dove a quasi un anno dal disastro che costò la vita a 11 persone è tutto pronto per garantire ai turisti un'estate in sicurezza.
Al via la stagione estiva sul massiccio della Marmolada. Se da una parte il comune di Canazei ha anticipato che la parte sommitale del ghiacciaio resterà chiusa nei mesi più caldi per garantire l'incolumità dei visitatori, per quanto riguarda invece i fianchi della Regina è tutto pronto per regalare un'estate di emozioni in piena sicurezza. Ripartiamo con l'idea che la montagna è vita, è un modo di evadere dalla quotidianità generale di una città, di una cosa, e quindi dobbiamo andare avanti e dobbiamo dare la possibilità di godere a tutti di questa bellezza. Tante le novità dell'offerta turistica, con percorsi che coniugano il fascino paesaggistico delle Dolomiti con elementi di interesse storico e culturale. Visite guidate all'interno del nostro splendido museo che si trova a 3000 metri alla stazione di Serauta, e in più vari percorsi che sono quelli all'esterno della stazione. Abbiamo sistemato una nuova ferrata che ci porterà al di sopra della stazione di Serata, che è la zona Forcella V, una serie di tunnel, incamminamenti della prima guerra mondiale raggiungibili tramite un piccolo percorso di 200 metri dalla stazione di Serauta. Codici QR aiuteranno il visitatore a godere dell'offerta turistica, oltre a fornire tutte le informazioni sulla storia e la morfologia di questi luoghi maestosi, ma si parla anche di eventi e mostre che completeranno l'esperienza di passeggiare sulla cima più alta delle Dolomiti. Questo noi è un po' anche il nostro obiettivo, quello dare la possibilità a qualsiasi persona di qualsiasi età di raggiungere una cima, dando una visione di quello che si trova attorno, aperto a tutti. È tutto per questa edizione di TG Treviso. Siamo come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati anche questa sera in nostra compagnia. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Anticiclone delle Azzorre sul nostro territorio. Il nostro paese verrà però raggiunto da alcuni impulsi instabili. Vediamo dove, in particolare nel dettaglio di martedì 27 giugno. Sul Veneto avremo iniziali tratti di sereno alternati ad annuvolamenti crescenti. Dalle ore centrali probabilità in aumento di locali precipitazioni in montagna che entro la serata potrebbero poi espandersi fin verso le pianure limitrofe. Caldo moderato con temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime comprese tra i 28 e i 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo condizioni piuttosto variabili, anche un po' di più, con sole a inizio giornata, a seguire addensamenti e rovesci sparsi meno probabili sulla costa, ma non del tutto esclusi. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, massime sui 28-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà molto soleggiato al mattino, poi al pomeriggio, come ci mostra la grafica, avremo rovesci e temporali un po' ovunque. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime sui 31-33 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.